Wow raga, non si era mai vista Leicester Square così. Buonasera raga, buonasera, bentornati a un nuovo episodio del vlog. Ho già fatto veramente il top della nevicata. È da anni che non si vede una neve così a Londra. Guardate il giardino. Devo muovermi perché ho deciso che questo episodio sarà dedicato a Londra innevata, quindi voglio soprattutto andare in centro. Nel frattempo che andiamo a Piccadilly sfruttiamo la metro per rispondere a un po' di domande che mi avete fatto in questi ultimi vlog e per darvi anche un po' di news. Come prima cosa sono stato invitato il 14 marzo ad una tavola rotonda aperta al pubblico all'Università di Cagliari. È nuovamente un onore essere stato invitato. È una serata in pratica sull'imprenditore, ci saranno anche altri imprenditori e faranno delle domande. Quindi io sarò all'Università di Cagliari il 14 marzo, è aperta a tutti, quindi se vi fa piacere venite a trovarmi, venite a vedere la serata. Poi vi darò maggiori dettagli sulla pagina Facebook. Volevo anche per il giorno organizzare un meetup, comunque anche se siamo, non so, 2, 3, 5, 10, 50 uno, quelli che siamo, quindi forse per la sera stessa, dopo quella serata, andare giusto ad incontrarci in un posto in modo da avere un po' di tempo per salutarci, per parlarci un po'. Se ora magari vediamo un po', scrivetemi se siete a Cagliari, se siete interessati. In Sardegna ci vediamo presto. Domande, sono arrivate tantissime domande interessanti. Prima domanda, Adriano Pallotta mi ha chiesto come fai a fare queste cose, a stare sempre organizzato senza dimenticarti nulla. Ora vi svelo il mio piccolo segreto, non è una sponsorizzata, non mi pagano per farli pubblicità, ma c'è questa app che si chiama Wunderlist. Questa app qui è molto comoda, mi posso segnare tutti gli argomenti, ogni qualvolta mi viene in mente un'idea o un appuntamento mi fa da calendario, per l'idea posso scriverci, ragionarci sopra, riprenderla più avanti. Si collega anche con il Mac naturalmente, quindi risposta alla domanda numero 1. Domanda numero 2, Alessio DT su Instagram mi ha chiesto se non mi stanco mai di fare il vlog, di filmare, di editare, se dedicano tutte queste ore al vlog, così facendo non trascuro la mia ragazza, i miei amici, la mia azienda, il lavoro. Allora, la verità è che amo fare il vlog, amo filmare, non mi pesa filmare, mi pesa molto di più fare l'editing, mi piace molto fare l'editing, però mi pesa un sacco. Per quanto riguarda trascurare ragazza, amici e lavoro, per quanto riguarda Marica no, cerco di tenere i nostri spazi comunque al di fuori del vlog e sempre di ritagliare gli spazi giusti. A volte ci riesco, a volte meno, però diciamo che anche lei capisce, sa che se ho un obiettivo sono abbastanza testato e soprattutto devo raggiungerlo, e quindi mi capisce. Per quanto riguarda il lavoro invece in realtà mi dà più spinta e più carica. So che devo dedicare parte del tempo al vlog e quindi ciò che facevo prima in 5 giorni alla settimana adesso lo faccio in 3 e mezzo e cerco di darci ancora più dentro. In ogni caso, se c'è una cosa che ti piace o che vuoi portare a termine o che vuoi fare, a volte devi anche passare sopra il fatto che può pesare un po' e non è sempre fantastico. Cavoli ragazzi, sono arrivato un po' tardi, la neve è già sciolta, ancora un po' di neve sulla piazza, peccato. Niente raga, Londra è sempre bellissima, però con la neve si alza il livello, Proviamo ad andare a Leicester Square e a Trafalgar Square, vedere se c'è un po' più di neve là. Ok raga, adesso sta iniziando a nevicare molto, forse è troppo. Ecco, Leicester Square è già molto più bianca. Wow raga, non si era mai vista Leicester Square così, bellissima. Fantastico raga. Sto provando a fare degli slow motion con l'iPhone perché non ci ho mai provato e la qualità sembra veramente alta. Provo a vedere un po' come escono e quindi vediamo un po'. Voglio andare a vedere Trafalgar Square. Quando siete a Leicester Square passerete in questa stradina che c'è un sacco di localini carini e vi porta a Trafalgar Square. C'è veramente troppo freddo. Oh raga, che spettacolo. Trafalgar Square bianca è bellissima. Oh, guardate un po' qua. Tra l'altro c'è l'acqua della fontana è congelata. C'è troppo freddo raga. Non mi sembra il caso di provare a mettere la mano. Wow, è congelata. Un bambino mi ha appena lanciato una palla di neve.
Ragazzi, lo faccio solo per voi, c'ho freddissimo, ma andiamo a vedere come... Niente, non posso neanche portarvi a vedere come il Big Ben perché è sotto ristrutturazione. Sto rientrando a casa. E comunque niente raga, c'è più neve qua che a Piccadilly Circus. E si interrompe qua. Sì, questo vlog è un po' più corto, ma semplicemente perché questa settimana è successo veramente di tutto. Quindi ho deciso di spezzare un po' i vlog anziché fare un vlog unico lunghissimo, perché sarebbe durato 800.000 ore, perché vi voglio parlare della partita Crystal Palace Manchester a Wembley per Juventus Tottenham. Ieri ho incontrato uno dei miei idoli, Gary Vaynerchuk, e quindi ho tante cose di cui raccontarvi, quindi le spezzo in più episodi. Quindi non è detto che esca un altro episodio prima di venerdì prossimo. Come sapete c'era il contest per la Skypatta, dove sentirò 5 di voi. I vincitori saranno scritti qua sotto nel primo commento di questo video su YouTube, quindi assicuratevi di andare su YouTube, condividete raga, mettete like. L'appuntamento è per lunedì alle 6:30 italiane. Faremo mezz'ora di chiacchierata e vedrò anche di filmare il tutto. Detto ciò, non dimenticatevi settimana prossima, il 14 marzo appuntamento a Cagliari all'università, e poi faremo il meetup. Mi avete scritto già in tantissimi, anche in privato, quindi ci vediamo mercoledì a Cagliari, ci vediamo il 14 a Cagliari all'università. Niente raga, venerdì uscite, divertitevi, uscite con i vostri amici, non bevete troppo, fate quello che volete come al solito, e noi ci vediamo forse venerdì prossimo, ma forse prima, con un altro episodio del Samus Vlog. Buona!